Questa trasmissione è offerta da AXA. Telespettatori Telefriuli, benvenuti qui al Punto, benvenuto al sindaco di Pavia di Udine, Beppino Govetto. Buongiorno a tutti i telespettatori, Grazie per l'invito. Grazie per la tua disponibilità. Allora, dicevamo, Pavia di Udine, e sindaco di Pavia a tempo pieno, quindi una giornata tipo, qual è, sindaco? Una giornata tipo mia significa andare... Prendiamo una a caso, insomma. Sì, una a caso significa andare verso le 8:30 più o meno in ufficio, prendere contatto con quelli che sono i problemi che sono sul tavolo, che sono in corso di esecuzione, parlare con le nostre PO, con i responsabili degli uffici, posizioni organizzative, poi ci si sente al telefono naturalmente con i miei collaboratori, con i miei assessori, si parla sempre dei problemi con il segretario comunale, quindi questa è la giornata tipo. Dopodiché si va anche fuori, si va sui cantieri, si va a verificare lo stato dei lavori, si parla con la gente, ci sono sempre 1 milione di telefonate da fare, di richieste così di un parere, di un consiglio, quindi gente che ti cerca per i più svariati motivi, perché naturalmente il sindaco è il riferimento, insomma, no? Chiaro, naturalmente il confronto con i dipendenti, per esempio, anche sulle tasse, no? Sì. Come sono le tasse, le imposte lì? Ma noi abbiamo una tassazione molto limitata, insomma, no? Per cui diciamo che ancora abbiamo un IRPEF comunale allo 0,1, quindi molto bassa, quindi base, ecco, esatto, quindi la gente è soddisfatta anche per questo, credo, insomma, ecco. Ecco, diciamo i lavori in corso adesso a Pavia di Udine, ce ne sono molti mi pare, no? Allora, lavori in corso abbiamo la costruzione del nuovo centro di aggregazione giovanile, che è un edificio molto importante, molto atteso. Tra l'altro sorgerà sulla demolizione, dopo aver demolito un palazzo esistente che è in contiguità col palazzo municipale, quindi questo porterà anche a una riqualificazione della piazza di Lauzacco, piazza Iulia. E questo centro di aggregazione giovanile, che peraltro prevede un investimento di circa 1 milione di euro, darà l'opportunità alle nostre associazioni, e sono tante, io non perdo mai occasione per ringraziarle di quello che fanno, quindi sarà l'opportunità di dare una sede a queste associazioni, di dare degli spazi dove possono ritrovarsi e portare avanti anche delle iniziative, perché insomma questi giovani devono avere uno spazio, un posto, un luogo dove potersi incontrare. E quindi per noi è un momento importante. Dopodiché stiamo procedendo con gli ultimi livelli di progettazione per la riqualificazione del polisportivo di Lauzacco, dove verrà realizzato una struttura dedicata al terzo tempo cosiddetto, quella struttura che serve affinché i giovani, i ragazzi e le ragazze che praticano lo sport, il calcio, la pallavolo, il tennis, possano alla fine delle gare ritrovarsi e passare un momento di condivisione assieme, no? Anche per favorire il fair play, per favorire insomma, un'attività sportiva che sia, come dire, in serenità e senza esasperazioni. E quindi realizzeremo questo terzo tempo, rifaremo i campi da tennis che hanno appunto una superficie molto rovinata, quindi verranno rifatti i campi da tennis. Abbiamo appena completato anche la realizzazione di una struttura per il beach volley. Dopo andremo a riqualificare anche la pubblica illuminazione con l'estensione della rete, quindi nuovi punti luce che verranno messi sul nostro territorio comunale. Stiamo per partire con i lavori di una posa di un impianto sulla scuola elementare di Percotto fotovoltaico, ecco, quindi per incentivare la produzione di energie da fonti rinnovabili, quindi un efficientamento energetico come viene chiamato, insomma, no? Dopodiché abbiamo già il progetto pronto, cantierabile, per una rotonda importante, anche questa, a Percotto, che verrà sviluppata e realizzata nell'intersezione fra 2 strade regionali, l'ex provinciale 78 e la 2, la regionale numero 2, perché lì a Percotto in sostanza c'è un flusso di traffico molto importante. Ma le rotonde sono molto utili, sono rivelate essenziali per il traffico, no? Per snellire il traffico, per evitare le grandi code, per evitare quindi anche
un eccesso di inquinamento in certe ore di punta, quindi è una struttura che viene attesa, una realizzazione che verrà realizzata, crediamo, a partire dai primi mesi del 2022. E dopo naturalmente stiamo lavorando, anche qui siamo in fase di progettazione avanzata, sulla realizzazione di una pista ciclabile importante che collegherà il capoluogo Pavia di Udine con l'Auzzacco, la zona del poliambulatorio, la zona delle scuole medie, del polisportivo, e che arriverà in pratica fino in piazza. Inoltre, quindi, tanti lavori, tanti insomma, lavoretti, tanti lavori, quindi il anche... sindaco a tempo pieno è impegnato veramente, insomma. Sì. Ecco, cosa ne pensa il sindaco di questi enti di decentramento regionale che dovrebbero in qualche modo supplire alla provincia che non c'è più, ma che comunque sia il legislatore regionale tenta un po' di mettere, io dico, una pezza, perché evidentemente c'è qualcosa che non funziona, ma funzionano o funzioneranno a proposito? Ma io credo che potranno funzionare bene in virtù di quelle che saranno le funzioni che gli verranno assegnate. Cioè, voglio dire, secondo me, ad esempio, certe funzioni di area vasta, no, che prima erano in capo alle province, come la viabilità, per esempio. Come viabilità, sì, come la manutenzione ordinaria, straordinaria e la costruzione delle scuole secondarie di secondo grado, che era un aspetto molto importante. Insomma, io ho avuto il privilegio di essere assessore provinciale e mi ricordo che i lavori nelle scuole superiori erano lavori importanti, lavori che venivano seguiti in maniera molto precisa dai nostri tecnici, e c'era soddisfazione da parte dei dirigenti scolastici e dei DSGA per come venivano tenute queste scuole, no? Mentre invece adesso vedo che di fatto, essendo in capo, non so se alla regione adesso o al comune capoluogo Udine, però si fa fatica, quindi una funzione come questa, manutenzione, scuole secondarie di secondo grado, la viabilità e il trasporto il trasporto locale sarebbe importante, e potrebbero essere funzioni che questi enti di decentramento potrebbero svolgere in maniera, secondo me, adeguata. Ecco. Quindi credo che potrebbero dare risposte importanti a determinati bisogni. Ecco, ho parlato prima di Udine, no? Voi avete rapporti con Udine, se non con la ZIU, per esempio? La ZIU è una zona importantissima, una zona importante dove si sono sviluppate numerose aziende che, insomma, oltre a garantire occupazione, che non è poco, garantiscono anche benessere sociale, garantiscono anche, no, una crescita così del PIL, e appunto attraverso la ZIU c'è questo rapporto con Udine che, fra l'altro, al cui comune fa riferimento a una vasta zona della zona industriale. Udine rimane la città di riferimento, insomma, per noi, no? Rimane la città dove i nostri ragazzi studiano, dove i nostri ragazzi vanno per passare il loro tempo libero. Penso adesso, per dire, che la nostra associazione culturale e musicale Percotto Canta ha fatto la sua ultima manifestazione, la serata finale di Percotto Canta, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, quindi c'è un rapporto anche, no, con le associazioni, con la città capoluogo, insomma, quindi Udine è un riferimento per il nostro comune sicuramente. Ecco, l'economia nella cittadina di Pavia, no? Abbiamo citato adesso la ZIU, che è una piccola cittadina industriale, per cui assolutamente tutto bene. Anzi, mi permetto di dire che è una zona, tra l'altro, molto molto curata, che ci viene invidiata a livello non solo nazionale ma anche più. Perché se uno, posso testimoniare, perché se uno, effettivamente ha ragione. Ma la microeconomia, mi riferisco ai piccoli negozi, ai bar, ai piccoli ristoranti, cioè avete qualche zona interessante? Abbiamo zone interessanti, diciamo che anche da noi, insomma, la microeconomia è il negozio di prossimità, no? Il negozio dove le persone, in particolare le persone più anziane, no, possono riferirsi e possono andare per la spesa quotidiana, il pane e il latte. Anche da noi sono in sofferenza, insomma, no? Stanno soffrendo, però abbiamo delle realtà che resistono, dei negozi, penso ai panifici ad esempio, no? Abbiamo una presenza di panificio importante che sono molto apprezzati, anche perché, insomma, il prodotto che danno ai cittadini è un prodotto sempre di qualità, e quindi penso anche a degli agriturismi, penso, no, alle realtà che sono cresciute in questi anni nel nostro territorio, che vivono un momento positivo. Certo, la grande distribuzione
Anche voi da siete noi, un po' anche accerchiati da grandi noi siamo istituzioni, accerchiati, no? dobbiamo Quindi, dirlo che di effettivamente è fatto così. no, siamo proprio accerchiati, quindi la grande distribuzione purtroppo va a soffocare un po', no, quella che è questa microeconomia. Però insomma, per dire, anche la presenza del bar, la presenza appunto, no, dell'agriturismo, la presenza del bed and breakfast, sono realtà che hanno trovato da noi, ecco, terreno Ecco, fertile. magari gli eventi che durante l'anno si facevano, che adesso riprenderanno probabilmente, no? Quelli portano un po' di gente anche, cioè, nostra, Certo. friulana, Ma insomma, certo, no? beh, Perché l'evento, la sagra, insomma, così la festa del paese promuove il territorio, quindi Esatto, promuove il territorio e serve anche a richiamare un certo tipo di turismo, di presenza. Quest'anno, insomma, piano piano si sta ripartendo, ecco, piano piano si sta ripartendo, anche se insomma, le norme anti-Covid ancora condizionano in maniera condizionano pesante, molto. no? Condizionano Quindi molto. probabilmente qualche manifestazione per il Natale non ci sarà, o ci sarà in maniera molto blanda. Ci sarà in maniera blanda. Noi abbiamo in mente di fare i mercatini di Natale, per dire, no? Quindi così sempre mettendo assieme le associazioni del nostro comune, quindi di fare questo momento, no? Così nella corte municipale, dove ci saranno le varie realtà che presenteranno i loro prodotti natalizi, insomma, no? Quindi anche per quello che è un discorso di solidarietà, naturalmente. Quindi no? varrà la pena fare un salto a Pavia di Udine Varrà la pena sicuramente per notare un po' i lavori in corso che sono vicino al vicino al comune, municipio, ma poi anche per il all'interno della resto. corte, sì, sicuramente. Bene, allora l'ultima domanda, l'indennità del sindaco la soddisfa o no? No, beh, è una cosa che... Guardi, io onestamente sono onorato di fare il sindaco, no? Quindi non è che, no, e questo lo faccio con orgoglio. Indipendentemente da... Indipendentemente da, Ecco, bene, non ho scelto di fare il sindaco pensando all'indennità, ma insomma sono una persona che è nata e cresciuta in questo comune e così insomma, no, l'amore per il paese, insomma, credo che soprattutto, sia perfetto. questa spinta E questo mi fa ideale, molto onore. questa spinta ideale credo sia fondamentale, ma la vedo in tutti i miei colleghi sindaci e quindi credo che non sia il pensiero dell'indennità, no, che spinge uno così a candidare, ma sia proprio il desiderio di mettersi a disposizione della comunità. Insomma. Certamente, concordo. Bene, allora, grazie Sindaco Grazie per la a voi. partecipazione, naturalmente Grazie. alla prossima e alla prossima anche a voi. Buongiorno. Questa trasmissione è stata offerta da AXA,